Chiarano, ancora caccia al 52enne che ha aggredito il genero all'ingresso della gelateria. Recuperati arma e auto usati per l'imboscata, nei guai il figliastro del fuggitivo e la sua fidanzata, quest'ultima anche arrestata. Suo marito non l'ammazzano nemmeno con la pistola. Lo sfogo della moglie della vittima e figlia dell'aggressore nell'abitazione di Colfosco. La furia dell'uomo era iniziata con dei colpi esplosi la notte prima. Alex Lucchesi vive con la famiglia in una casa Atera, era seguito anche dai servizi sociali per un percorso di reinserimento lavorativo. Il sindaco critico, i criteri vanno rivisti. Due drammi in poche ore a Treviso, 70enne scivola in centro mentre cammina e batte la testa, è gravissima. A Santa Maria del Rovere un 60enne cade dal secondo piano mentre pulisce le tende. Chiuse le indagini sulla tragedia del settembre 2023, la fondatrice e legale rappresentante dell'azienda di San Polo di Piave accusata di omicidio colposo per la morte di Marco Bettollini. La denuncia della consigliera regionale trevigiana Silvia Rizzotto: io aggredita e minacciata di morte dal balordo di Piazzale Roma, nessuno è intervenuto per aiutarmi, provo paura e rabbia. I messaggi tra il cappellano di bordo della ONG Mediterranea e la parlamentare Dem trevigiana Rachele Scarpa intercettati dal sistema Paragon, un fatto gravissimo, le parole della deputata. Domani al Teatro del Monaco Marco Goldin svela una nuova mostra evento che se n'era atteso, ritorno a Treviso, impressionisti ma non solo, un grande viaggio nella pittura tra 8 e 900. Stasera e domani il grande calcio spagnolo della Coppa del Re in diretta in esclusiva su Antenna 3 alle 21:30 tocca il big match tra Barcellona e Atletico Madrid. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso riparte dalla sparatoria di Chiarano perché è ancora a caccia l'uomo che ha aggredito il genero all'ingresso della gelateria. Recuperati però l'arma e l'auto usati per l'imboscata. Nei guai sono finiti il figlio del fuggitivo e la sua fidanzata. Da Susegana intanto lo sfogo della moglie della vittima e figlia dell'aggressore. Il 29enne è stato operato. Christian Arboit. Neanche con una pistola hanno buttato giù mio marito, ci urla dalla finestra della sua casa di Colfosco, Susegana, la moglie di Gregory Malacarne, il 29enne ferito gravemente dal suocero Alex Lucchesi, 52enne di origine Sinti, residente a Fossaltamaggiore, tuttora Uccel di Bosco. A cercarlo senza soluzione di continuità tra Marca, Venezia e Friuli sono i militari dell'Arma che fin da subito hanno cristallizzato la scena del crimine, un tentato omicidio all'ingresso di una gelateria nel cuore di Chiarano in pieno giorno con dei colpi esplosi mentre il genero era di spalle accanto a moglie e figlioletti. Malacarne dalla terapia intensiva è stato portato in area chirurgica. Dopo una delicata operazione la pallottola si trovava vicino alla spina dorsale. Signora, le posso chiedere come sta suo marito? Mio marito sta benissimo. Ma lei adesso... Fiore, mio marito sta benissimo. Mentre la caccia al 52enne pregiudicato per rapine e furti è aperta, potrebbe essersi nascosto da amici e parenti, nei guai seri sono finiti il figlio Donovan Locato e la compagna di quest'ultimo, Deborah Polato, pordenonese, 52 anni. I due sono stati fermati grazie al sistema Targa System mentre si trovavano tra San Donaice e Salto, il primo a bordo della Seat rossa usata dal padre per l'agguato, la seconda su una Fiat Panda di sua proprietà, al cui interno è stata ritrovata una pistola Glock con matricola a brasa perfettamente compatibile con quella usata da Lucchesi. La donna è stata arrestata per porto abusivo d'arma, su entrambi il sospetto, quasi una certezza di favoreggiamento a vario titolo, e bossoli di calibro 9 sono stati rinvenuti anche all'esterno della casa di Colfosco, dove la furia di Alex Lucchesi sarebbe iniziata la notte prima dell'imboscata alla gelateria. A parlare di una notte concitata gli stessi residenti, Pietro e Stefano Zamuner, padre e figlio, sono i dirimpettai. No, non muori, ma però... Non aveva capito che fossero spari. No, non hai capito non che era... Fumate? Pareva colpi... Perché comunque batteva sulla lamiera. Ho sentito che le gomme sgomavano sulla ghiaia. Quindi lei ha sentito delle auto sgommare? L'auto sgommare sulla ghiaia, non sull'asfalto. Dove si trova il 52enne è stato portato in qualche stazione dai congiunti, improbabile abbia valicato il confine e resta giallo anche sul movente. Di certo i rapporti familiari erano tesissimi. La figlia di Lucchese, moglie della vittima, proferisce insulti irripetibili nei confronti dei congiunti, anche della madre. Per il momento non si tralascia nessuna pista.
E prima della fuga, ieri Alex Lucchesi alloggiava nelle case Ater. Negli ultimi anni non ha mai dato problemi, dice il sindaco di Chiarano, per il quale però resta il tema delle assegnazioni. Stupore anche tra i vicini di casa. Ovviamente i nostri servizi sociali sono a disposizione di chi ha bisogno, la famiglia sta cercando di avere lavoro e quindi la nostra assistente sociale gli sta seguendo su un percorso. Era e tuttora è seguito dai servizi sociali del comune di Chiarano Alex Lucchesi, il 52enne di origini sinti pregiudicato che ha sparato il genero nella gelateria del centro per poi darsi alla macchia. Gli assistenti hanno anche in carico la moglie e il figlio di Lucchesi che con lui abitano negli appartamenti dell'Ater messi a disposizione in via Montegrappa nella frazione di Fossalta Maggiore. Ma sono residenti da qualche anno, sì, potrei dire da oltre 5 anni. Arco temporale in cui, assicura il sindaco, non c'erano stati episodi violenti o preoccupanti. Assolutamente, persona tranquilla, anzi qualche volta si vede o si vedeva in giro a portare a spasso anche il cane e quindi persona tutto sommato ordinaria, ecco. Stupore anche tra i condomini, così un vicino di casa. Sorpreso, cioè non mi aspettavo una cosa del genere. Perché mai aveva dato segnali? Sì, appunto. C'è poi un altro punto su cui si esprime il primo cittadino e riguarda i criteri per l'assegnazione delle case Ater. Dobbiamo decidere se vogliamo essere inclusivi per tutti quanti o da un determinato punto di vista, che potrebbe essere anche il mio, fare una selezione da chi deve entrare nella comunità o chi deve rimanere fuori dalla comunità. Intanto il bar Teatro dell'Agguato ha osservato il giorno di riposo settimanale nelle immagini della videosorveglianza le sequenze della tragedia sfiorata con i residenti increduli di fronte a tanta violenza. Non occorre andare al cinema, alla sala cinematografica, basta. Ma non so, è un posto abbastanza tranquillo, diciamo, non so. Ancora la cronaca con il pomeriggio impegnativo per la macchina dei soccorsi a Treviso. In via Diaz una donna caduta sbattendo violentemente la testa e dopo un malore gravissima al Cafoncello. Tragedia sfiorata invece a Santa Maria del Rovere, dove un uomo è precipitato dal balcone di casa mentre stava pulendo le tende. Si sono mossi anche i militari dell'esercito in città per l'operazione Strade Sicure per supportare gli operatori del SUEM 118 che nel pomeriggio sono intervenuti in centro per soccorrere una signora di 70 anni che colta da malore è finita a terra sbattendo violentemente la testa. L'episodio in via Diaz nei pressi del Tigotà, immediato l'allarme, sul posto arrivano anche i carabinieri e i figli della donna che viene portata immediatamente in codice rosso al pronto soccorso del Cafoncello. Ma quello degli operatori è stato un pomeriggio di mobilitazione. Un altro intervento in via Pennella ha riguardato un uomo di 60 anni originario della Costa d'Avorio scivolato dal secondo piano della propria abitazione. Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente domestico. Il 60enne stava pulendo le tende esterne quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per diversi metri. Anche per lui il trasporto d'urgenza all'ospedale cittadino dove è ricoverato fuori pericolo di vita. L'appello adesso dei genitori di una ragazza di 16 anni di Montagnana, siamo nel Padovano, di cui non si hanno notizie dalle 8:40 di ieri mattina. La giovane si chiama Sofia ed è seguita da una comunità di recupero di Mogliano Veneto. È stata vista per l'ultima volta lunedì mattina alla stazione di Santa Lucia a Venezia. Non ha con sé né cellulare né contanti. I genitori hanno fornito questa foto della giovane, la descrizione degli indumenti che vestiva al momento della scomparsa. Indossava scarpe bianche Nike vecchie, pantaloni neri e bomberino nero. Porta i capelli raccolti da alta 1,70 m. Chi pensa di averla vista o la vede in giro è pregato ovviamente di contattare le forze dell'ordine. La cronaca giudiziaria, l'infortunio mortale, settembre 2023 alla cantina Cadiraio. La procura ha chiuso le indagini, l'accusa di omicidio colposo. Diverse le violazioni riscontrate. Il pubblico ministero, Giovanni Valmassoi, ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. A 2 anni e mezzo dall'infortunio mortale dovrà rispondere di omicidio colposo la fondatrice legale rappresentante dell'azienda vitivinicola Cadiraio, Sandra De Giusti. Il grave incidente era avvenuto il 14 settembre 2023. La vittima, Marco Bettolini, 46 anni, enologo di Bassano, che era entrato nell'autoclave dove c'era del vino per salvare il collega Alberto Pin, 31enne, di Cortina
Cordignano già all'interno. Il dramma si è consumato in poco tempo. Per 2 volte la vittima aveva tentato di aiutare l'amico. Poi era calato il silenzio. All'arrivo dei soccorritori Pin era grave ma ancora vivo, nulla da fare invece per il 46enne. Nella cantina di San Paolo di Piave si era consumato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Le indagini dei carabinieri avevano ricostruito la tragedia grazie anche ad un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato il luogo dell'incidente e quello che era accaduto in quei drammatici istanti. Fra le trasgressioni che sono state contestate mancavano le prescrizioni relative alle informazioni sui rischi che correvano entrando nell'autoclave, così come le misure organizzative che avrebbero dovuto far sì che in quegli ambienti saturi di azoto potessero avere accesso solo le persone formate, ma allo stesso tempo i 2 lavoratori sarebbero stati sprovvisti di ossimetro, uno strumento che rileva la quantità di ossigeno e dice se l'aria è respirabile. Non solo, ma era assente anche la segnaletica di sicurezza. Dunque l'unica indagata risulta Sandra De Giusti, legale rappresentante dell'azienda gestita dai suoi 3 figli. Ora il sostituto procuratore Giovanni Valmassoi dovrà attendere 20 giorni prima di chiedere l'eventuale rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza. Ancora la cronaca giudiziaria e le parole di Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, che commenta le conseguenze dell'ennesimo rinvio del caso Una Bomber, una folle mancanza di rispetto, dice, si torna in aula il prossimo 15 settembre. Penso che sia una follia, un gesto di assoluta irresponsabilità nei confronti delle persone indagate. Ottenuta su richiesta dei periti la proroga di 3 mesi per la deposizione della perizia sui reperti sotto analisi e scattato l'ennesimo rinvio al 15 settembre dell'udienza per il caso Una Bomber, Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, non ci sta. Il legale denuncia una mancanza di rispetto verso tutti i componenti di questa lunga vicenda, fra cui gli 11 indagati che rimangono nel limbo in attesa di risposte. Non alludo naturalmente a responsabilità di giudici o PM, io dico che i consulenti che sono stati incaricati dopo 2 anni abbondanti avevano il dovere di aver depositato i loro accertamenti. È inconcepibile che non lo abbiano fatto, soprattutto per la qualità e la quantità delle questioni che sono connesse a questa vicenda, ma soprattutto per il fatto che ci sono delle persone che sono purtroppo in attesa di una risposta, anche se si sentono perfettamente innocenti, e questo mi pare che sia assolutamente non commendevole. Quindi io critico fortemente questo decorso del tempo, non approvo una situazione di questo genere e la ritengo che dal punto di vista giuridico sia irrispettosa dei diritti di tutte le parti processuali. L'ennesimo rinvio ha fatto scattare all'udienza a Trieste nella giornata di ieri la prescrizione per tutti gli attentati del 2005. Spazzate via dunque anche le possibilità di risarcimento per le vittime, tranne una, un infermiere di Mestre che fu ferito il 26 maggio 2006 a Caorle quando deflagrò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia. La vicenda di Una Bomber si racchiude in 29 attentati e nessun colpevole. Aggredita e minacciata di morte dal senza tetto di Piazzale Roma. Il racconto, la denuncia della consigliera regionale trevigiana Silvia Rizzotto, che dice: nessuno è intervenuto per aiutarmi, ora ho paura, ma provo anche rabbia. Il sentimento che provo ora è proprio quello di paura di questa persona conosciuta da tanti anni che però è ancora qui, e quello che mi consigliano è: ma cerca di cambiare percorso, cambiare strada per evitarlo. Non è possibile una cosa del genere, ma soprattutto sono preoccupata per la mia incolumità. È ancora scossa Silvia Rizzotto, consigliera regionale della lista Zaia, trevigiana di Altivole, di cui è stata 2 volte sindaco. Pur essendo tristemente quotidiana, questa volta l'aggressione verbale subita dal senza tetto, che è presenza fissa di Piazzale Roma, questa volta è stata di una violenza scioccante. Ho trovato, come di consueto da diversi anni ormai, il noto clochard Pasquale Aita, il quale come sempre ha iniziato, quando vede un consigliere regionale, ad insultarlo, riempirlo di epiteti e nel caso di donne particolarmente anche in ambito sessuale. Mi ha inseguito, ha iniziato a urlare come un forsennato: devi morire. E lo urlava talmente forte che penso sia rimbombato in tutta la piazza, ma l'ha urlato diverse volte e ha iniziato a seguirmi. Io devo dire
Ho cercato, non mi sono voltata, sono andata oltre, non volevo dare adito ad altre storie con lui e ho proseguito, ma ho preso veramente paura. Le goliardate che avevano inizialmente reso Pasquale un beniamino di almeno parte dei frequentatori di Piazzale Roma sono mutate nel corso degli ultimi anni in un atteggiamento più aggressivo che lo ha portato a collezionare un centinaio di denunce tra risse, vandalismi, ingiurie, imbrattamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Insensibile anche ai Daspo, Pasquale è stato persino oggetto di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dopo una colluttazione nella quale erano rimasti leggermente feriti i consiglieri Giulio Centenaro e Jonathan Montanariello, le sue gesta erano finite addirittura sul tavolo del ministro dell'Interno. Ho preso veramente paura e nell'indifferenza totale di una piazza piena, Piazzale Roma, alle 9:50 di un martedì mattina. Questa indifferenza mi ha fatto davvero male, ma soprattutto mi ha fatto male la paura che ho provato. La Marca bersagliata dai ladri, nelle ultime ore è svaligiato anche l'appartamento di un giocatore del Benetton. Anche l'abitazione di Matthew Gallagher, giocatore del Benetton Rugby e della Nazionale, è nel mirino dei ladri che da mesi stanno flagellando la Marca. I ladri hanno scassinato la porta dell'appartamento del giocatore rovistando nelle stanze, rubando soldi e preziosi. Indagano i carabinieri. Militari dell'Arma, ai quali ha presentato denuncia anche Luciana Fregonese di Quinto di Treviso. I malviventi sono entrati nella notte tra domenica e lunedì nella villetta dove vive, nel centro del paese, praticando un foro su una finestra. La signora dormiva e non ha sentito nulla, la porta della camera da letto chiusa dall'interno proprio per timore dei ladri. I banditi hanno rovistato nelle altre stanze della casa, riuscendo a trovare in una borsa diversi gioielli per un valore di circa 50.000 euro, oltre a parecchia bigiotteria, forse scambiata per oro. La donna è la vedova del noto imprenditore Elio Ciabatti, patron della Cabox, mancato 6 anni fa. Erano i regali che mio marito mi ha fatto in tanti anni di matrimonio, racconta, senza voler essere ripresa dalla telecamera. E quei gioielli, un anello in particolare, erano dei ricordi con un grande valore affettivo. Per questo la signora ha lanciato un appello sui social proprio al ladro: riporta le mie cose, non svenderle, ci mettiamo d'accordo. Quelle cose io non le troverò più in nessun negozio e averle perse è un grande dolore. Rientra in Italia come turista a 15 anni dall'arresto, nuovamente in manette un 41enne albanese. Era stato coinvolto in provincia di Cuneo in una violenta rissa con l'utilizzo di armi da fuoco, fatti che gli erano costati una condanna a 3 anni di reclusione. Evaso dagli arresti domiciliari, un 43enne albanese aveva lasciato il paese e aveva fatto perdere le proprie tracce. Dopo 15 anni ha deciso di rientrare in Italia per turismo, ma sulla sua testa pendeva ancora un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria per i suoi pregressi criminali. Così, appena sbarcato all'aeroporto Canova, è stato nuovamente arrestato dalla polizia di frontiera. Il 43enne, dopo la scarcerazione, è stato preso in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione e nei suoi confronti il questore di Padova ha disposto l'accompagnamento coattivo alla frontiera. Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare sono stati espulse altre 3 persone. Si tratta di un cittadino tunisino, classe 90, imbarcato dall'aeroporto di Roma Fiumicino su un volo con destinazione Cartagine, di un cittadino moldavo, classe 89, imbarcato all'aeroporto di Venezia, e infine un cittadino marocchino, classe 89, imbarcato dall'aeroporto Marconi di Bologna su un volo con destinazione Casablanca. La Polizia di Stato continuerà ad imprimere il massimo impulso alla propria attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata a rimpatriare stranieri irregolari e non integrati nel tessuto sociale. Dal gennaio 2025 sono 11 le persone accompagnate alla frontiera. Il caso Paragon, anche i messaggi tra il cappellano di bordo della ONG Mediterranea e la parlamentare dem trevigiana Rachele Scarpa intercettati dal sistema di spionaggio. Indirettamente è poco ma sicuro che sia avvenuto questo nel momento in cui sono stati intercettati anche gli attivisti Beppe Caccia e Don Matteo Ferrari. Ci sono anche i messaggi della deputata trevigiana Rachele Scarpa tra quelli finiti nella rete degli italiani spiati dallo spyware militare dell'azienda israeliana Paragon. Si tratta di scambi avuti con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG Mediterranea Saving Humans, con cui Scarpa, in virtù del suo lavoro, ha continui scambi. Come molti parlamentari, infatti, c'è la completa reperibilità nel momento in cui viene intercettato un barcone in difficoltà.
le ONG che hanno una rete dove ricevono segnalazioni molto, molto capillare di prassi quando c'è una situazione del genere, inoltrano questa segnalazione ai parlamentari che sollecitano attraverso i loro canali l'intervento della Guardia Costiera italiana. E questo significa che se il loro telefono è stato intercettato e spiato, anche quelle conversazioni inevitabilmente sono state oggetto di questa attività di spionaggio, in apertissima violazione dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito è stata presentata dalla deputata un'interrogazione parlamentare. Intendo anche mettere sotto il vaglio e verificare il mio dispositivo. Sono stata anche molto attiva io quest'autunno su diversi temi sensibili, sull'immigrazione in particolare rispetto ai CPR in Albania. Rispetto a questo mio viaggio, insomma, ho ricevuto anche degli attacchi piuttosto diretti, ho ricevuto attacchi frontali, diciamo, da tutta Fratelli d'Italia in quella fase delicata in cui ero fisicamente in Albania, e mi chiedo se questo, sai, con il senno di poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, ovviamente mi desta un po' più preoccupazione. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.